Buongiorno, mezzogiorno in punto e siamo in diretta con Focus TG come sempre. Andiamo subito a Venezia perché un uomo ha coraggiosamente bloccato delle borseggiatrici, ha sventato uno dei tanti reati di cui parliamo durante le nostre edizioni del telegiornale da Venezia, ma è stato a sua volta denunciato dalle donne che aveva fermato. Andiamo subito in diretta a Venezia da Ilaria Marchiori e da Sandro Ponghio per la parte tecnica. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Prima di entrare nel vivo di questa questione vi voglio però proprio segnalare che siamo qui insieme a Monica Poli, che ormai conosciamo anche come Lady Pickpocket dei veneziani non distratti. In un quarto d'ora che siamo rimasti qui in attesa appunto di collegarci in diretta con lo studio, Monica ha identificato già ben 6 borseggiatrici e ancora prima che arrivassimo ha quasi sventato un borseggio proprio qui in questa zona ferrovia. Sì, esattamente, c'erano 2 uomini alle macchinette e 2 uomini all'interno del pontile linea 2. Ecco, che logicamente visti mi sono avvicinata e li ho mandati via, logicamente col mio grido attenzione pickpocket, per avvertire le persone. Ecco, abbiamo visto anche in questo momento che l'ha rifatto, loro sono proprio scappate via correndo. Sì, esattamente, 3 sono passate qui e non mi avevano visto, le altre 3 si erano nascoste dietro perché avevano sentito le urla, il grido di allarme. Ecco, nel frattempo vari cittadini l'hanno fermata per ringraziarla, addirittura c'erano dei turisti napoletani che le hanno detto lei dovrebbe venire a Napoli da noi, ma quello che molti hanno detto, si sono chiesti dove siano le forze dell'ordine. Allora, più che altro qui, come vedete, qui non c'è nessun presidio e ci dovrebbero essere le guardie giurate ai pontili che noi non vediamo, ci dovrebbe essere la polizia locale che transita e noi non vediamo, quindi ci chiediamo i motivi di un'entrata ad accesso della città, sia Ferrovia che Piazzale Roma. Ecco Monica, in apertura il direttore aveva appunto anticipato quello che è successo a uno dei membri del gruppo invece Cittadini Non Distratti, che adesso insomma vi siete in qualche modo divisi. Bene, lui ha fermato e sventato un borseggio giorni fa, però tenendo per un braccio una di queste borseggiatrici sarebbe stato denunciato a sua volta, cioè quasi una cosa surreale per voi che tutti i giorni spendete anche le vostre energie e vi trovate una denuncia. Sì, esattamente, non fa parte dei non veneziani non distratti, però per quello che noi sappiamo e abbiamo letto troviamo questa cosa assurda, ecco, che le borseggiatrici adesso diventano vittime. Cioè siamo completamente alla follia. Infatti ringrazio il governatore Zaia del suo intervento. Sì, sappiamo quello che ha detto in merito a questo, sappiamo anche quello che ha detto in merito al braccialetto elettronico per i borseggiatori recidivi nei giorni scorsi. Poi però lei avrebbe anche un messaggio per il comandante della polizia locale Marco Agostini, che qualche giorno fa durante una conferenza stampa al Lido ha lanciato un messaggio dicendo ai cittadini di non esporsi. Allora, innanzitutto noi veneziani non distratti siamo sempre dentro ai parametri, nel senso che noi facciamo azione di disturbo, ok? Non ci sostituiamo alle forze dell'ordine, ecco, che sia chiaro questo messaggio, perché noi, ecco, come vediamo, segnaliamo nei canali appositi alle forze dell'ordine e ci attiviamo chiamando 112 113 e mandando anche video e foto, ecco, che sia chiara questa cosa e soprattutto ricordo al comandante Agostini che Shakira, che era qui da giorni e credo... Ricordiamo anche che non si tratta della cantante, specifichiamolo. No, Shakira, quella con 65
provvedimenti a cui è stato dato un DASPO obbligatorio, no, un divieto di dimora, Shakira transitava in piazza San Marco e Calle Valaresso, vista da tutti, ed è stato un non distratti a portarla, perché Shakira non poteva stare qui. Allora, a questo punto ci facciamo delle domande. Ecco, allora su questa dichiarazione di Monica Poli dei veneziani non distratti, se non ci sono domande dallo studio, io qui da Venezia restituisco la linea. Grazie Ilaria Marchiori, all'operatore Sandro Ponchio, ovviamente anche a Monica Poli. Restiamo nel veneziano, in provincia di Venezia. È stato interrogato dai carabinieri il giovane, l'uomo che si presume che è sospettato di aver accoltellato la turista tedesca Monica Grimm a Sottomarina. È stato iscritto nel registro degli indagati, l'ipotesi di reato è il tentato omicidio. Tentato omicidio è l'ipotesi di reato con la quale la Procura di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati il 25enne già interrogato dai carabinieri 24 ore dopo l'accoltellamento di una turista tedesca di origine polacca avvenuto lunedì notte a Sottomarina. Il giovane, che soffrirebbe di disturbi psichici, era stato accompagnato al termine dell'interrogatorio all'ospedale di Chioggia, dove è tuttora ricoverato nel reparto di psichiatria. Per lui il sindaco Mauro Armelau ha disposto un ASO, accertamento sanitario obbligatorio, un provvedimento che rispetto al più famoso TSO prevede inizialmente solo una visita medica, a seguito della quale può essere deciso un eventuale trattamento sanitario. Nello stesso ospedale in cui si trova il giovane indagato dalla procura si trova anche Monica Grimm. Le condizioni della turista 35enne sono in miglioramento, è uscita dalla terapia intensiva e ha ricevuto dal sindaco Armelau la notizia di ritrovamento di Lucky, il suo cagnolino fuggito durante l'accoltellamento. Lei, parlando con Monica, ha avuto modo di chiederle se aveva visto, ha avuto modo di vedere questa persona e se nel caso, insomma, era in grado di fornire delle indicazioni. Diciamo, qui ci sono le indagini dei carabinieri, quindi io magari non so tutto chiaramente, ecco. Noi abbiamo dato il massimo supporto all'Arma dei Carabinieri, insomma, perché a Chioggia veramente c'è un lavoro anche di squadra, c'è un rapporto tra istituzioni che è veramente ottimo. Anche l'ASL ha messo anche a disposizione una psicologa, appunto, per parlare con la ragazza, quindi anche dal punto di vista psicologico, perché non è semplice anche superare comunque questo trauma. Io le chiedevo però se lei aveva avuto modo di parlare dell'aggressione, di entrare nello specifico con la ragazza. No, non ho volutamente lasciato stare proprio per non ricordare, ecco. Oggi era stato un momento di felicità, ecco, per trovare Lucky, e quindi abbiamo lasciato che oggi fosse una giornata di festa, ecco, diciamo. Quindi non ho mai parlato di queste cose con lei né ieri né oggi. È rannicchiato in un angolino nel giardino di una casa di riposo, è stato ritrovato il cagnolino Lucky, quindi se non altro si temeva che non lo si potesse più ritrovare, invece è stato ridato alla sua famiglia. Vediamo. Eccolo il piccolo Lucky, il cagnolino della turista Monica Grimm, fuggito durante l'accoltellamento della padrona e oggetto per 2 giorni di ricerche a tappeto in tutta Chioggia. Ripresasi dall'aggressione, uno dei primi pensieri di Monica era stato proprio per lui. Non tornerò in Germania senza Lucky, aveva detto al sindaco Mauro Armelau dal letto di ospedale. E Lucky è ricomparso nel giardino della casa di riposo di Chioggia. Gli operatori che smontavano praticamente dalla notte e lo hanno visto in quell'angolo del nostro giardino, e quindi insomma sono stati molto attenti perché tutti si erano mobilitati. È stata una mobilitazione enorme. Sì, ma tutti erano attenti, tutti parlavano insomma di questo animale che si cercava, e quindi ha trovato rifugio qui, probabilmente comunque un posto relativamente tranquillo, e gli operatori sono stati molto attenti e bravi, ecco, ad accorgersi. Perché era spaventatissimo. Sì, era spaventato, era proprio lì in angolo. Nelle 2 giornate di fuga Lucky ha girovagato in un'area dal raggio di poco più di mezzo chilometro. Per ritrovarlo si erano alzati in volo anche dei droni, e proprio da un'osservazione dall'alto, per quanto casuale, da una finestra dello stabile, è stato avvistato e riconsegnato alla sua famiglia. Che ora era? Era intorno alle 7, 6, 3/4, era il momento del cambio del turno.
Quindi c'è stato dalle finestre. Dalle finestre qui proprio della nostra struttura hanno notato questo cane, insomma, che era lì. A quel punto hanno avvisato. E subito hanno avvisato l'APA e chi è venuto a curarlo, insomma, a prenderlo. Allora, vediamo dal Gazzettino la notizia di cui ci occuperemo più tardi in diretta. Difende una ragazza molestata dal branco in centro e viene accoltellato alla schiena, portato in ospedale in codice rosso. È successo a Udine, vi daremo tra poco tutti i dettagli. Adesso andiamo da Lucio Zanato, sempre in diretta, perché si cerca di identificare il cadavere dell'uomo che è stato ritrovato nel canale Musestre, nel Trevigiano. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come vedete alle mie spalle il canale Musestre, proprio un po' più indietro Villa Selvatico, la storica Villa Selvatico qui a Biancade di Roncade, e ancora più indietro l'hotel All'Orso, che ieri ha cercato con le proprie telecamere di vedere se per caso si riusciva a capire qualcosa di più di questo che potrebbe configurarsi a tutti gli effetti un giallo, il corpo di un uomo che ieri è stato ritrovato poco dopo le 13 proprio lungo questo canale da una persona che stava camminando, e poi dopo un po' anche una busta con dentro dei soldi e con dentro un orologio, ma non dei documenti, ritrovata proprio più indietro, più o meno appunto vicino a Villa Selvatico. Le novità di oggi sono che intanto è stata fatta un'informativa in procura a Treviso per appunto il ritrovamento di questo cadavere, però in questo momento non è stata ancora aperta un'inchiesta, che non sarà fatta l'autopsia sul corpo, ma semplicemente dei riscontri diagnostici, praticamente delle lastre, per capire sostanzialmente la causa della morte, che si identifica presumibilmente in annegamento. Certo, bisognerà vedere sempre attraverso queste analisi se l'annegamento è, diciamo fra virgolette, accaduto in maniera naturale, oppure magari se è stato indotto, e quindi lì potrebbe aprirsi un altro filone. Di sicuro comunque non ci sarà l'autopsia, mentre dai carabinieri continuano le indagini per quanto riguarda appunto dare un nome, insomma, a questo corpo, perché non risulta né alle denunce di sparizione né alle ricerche da parte delle varie autorità su persone recentemente scomparse, non solo qui ma anche in altre zone. Insomma, tutti i canali sono aperti, anche se devo dirti, direttore, che qui si propende per il gesto estremo, vuoi per la busta di plastica, vuoi anche per la modalità in cui è stato trovato il corpo, ritrovato, ricordiamolo, dopo circa 8 ore, almeno stando a quello che ha indicato il medico legale nella prima analisi esterna proprio del corpo recuperato dai vigili del fuoco. Io direi che per il momento altre novità, diciamo dell'ultimo momento, non ce ne sono, però proprio per questo ripercorriamo il ritrovamento e tutti i momenti concitati di ieri poco dopo le 13 nel servizio che ha realizzato il nostro Christian Arboit, e poi linea a te direttore, quindi via il servizio e poi linea allo studio. L'allarme poco prima delle 2 del pomeriggio: c'è un cadavere a pancia in giù nel torrente Musestre, alle porte di Roncade, a ridosso del cavalcavia della Treviso Mare. A notarlo un giovane passante, pochi istanti e scatta la mobilitazione. Su M118, vigili del fuoco con il nucleo Speleo e il Pino Fluviale, carabinieri arrivano subito sul posto. Il traffico rallenta, tanti si chiedono cosa sia successo. E solo i vigili del fuoco. Solo un grande via vai. Sì, un gran via vai, sì. Non solo bisogna recuperare il corpo dall'acqua scura e resa melmosa dal maltempo dei giorni scorsi, occorre capirne l'identità e comprendere come sia finito lì dentro. Poco distante, qualche centinaio di metri verso Biancade, una coppia in passeggio con un cane segnala la presenza di alcuni effetti personali su una siepe, 10 euro e un orologio in una busta, e poi un paio di pantaloncini e una maglietta. Non ci sono documenti di identità. Tutto viene accuratamente prelevato dai militari in quello che sembra un rebus. Siamo all'altezza dell'hotel All'Orso. Lo stesso titolare ha trascorso mezzo pomeriggio a visionare le telecamere del suo grande parco affacciato sul Musestre. In questa zona non ci sono recinzioni. Noi stiamo monitorando dalle videocamere che sono posizionate nel nostro giardino se riusciamo a vedere se effettivamente questa persona è passata attraverso la nostra proprietà, ma ribadisco che non è assolutamente un nostro cliente.
Nel tardo pomeriggio non ci sono ancora evidenze, con i carabinieri che stanno incrociando le denunce di scomparsa degli ultimi giorni. Il cadavere è quello di un 60-70enne rimasto in acqua almeno 7-8 ore prima del recupero. Da un primo esame si escludono segni di violenza, ma non si lascia nulla di intentato, compresi gesto estremo o un incidente. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive. Grazie a Lucio Zanatto e a Christian Arboit. Non si hanno più sue notizie da quando si è allontanato dalla sua abitazione a bordo di una Fiat grigia. Si cerca Gelindo Binotto, di 83 anni, residente a Cairano San Marco. La segnalazione della scomparsa ai carabinieri di Montebelluna, che invitano tutti coloro che possono avere informazioni utili al suo ritrovamento a chiamare il 112. L'uomo è alto circa 1,70, di robusta corporatura, capelli bianchi e occhi castano scuri. Al momento dell'allontanamento indossava jeans lunghi, camicia di colore chiaro e sandali. L'auto con la quale si è allontanato è targata DX081TR. Intanto non si fermano le ricerche di Francesco Lucchetta, 70 anni, di cui da 3 giorni si sono perse le tracce. Analisi dei vigili del fuoco con il supporto dell'elicottero nella zona del porto veneziano di Lovadina, all'altezza del sovrappasso dell'A27. Ricerche attualmente ancora senza esito. Adesso andiamo a Padova da Francesco Rattai, perché è stata sequestrata ad una famiglia, marito, moglie e suocera, un'ingente somma, 380.000 euro, una famiglia rom. Sentiamo i particolari da Francesco Rattai con Cristian Roque Allende. A te, Francesco. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, una vicenda che coinvolge quella che potremmo definire una banda familiare, a conduzione familiare. Un uomo di 39 anni, pluripregiudicato, con oltre 40 sentenze. Lei era 33enne, aveva anche il reddito di cittadinanza insieme alla suocera. I tre, che erano di etnia rom, pluripregiudicati, sono stati al centro di questa operazione che ha unito la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. Il Tribunale di Venezia, dopo gli accertamenti, infatti ha disposto il sequestro di beni mobili ed immobili per circa 380.000 euro e il regime di sorveglianza speciale per i tre. Le tre persone erano proprietarie di vari terreni e fabbricati non solo nel Padovano ma anche a Treviso, a Venezia, Rovigo, e erano appunto in parte intestatari e in parte intestati a prestanome, ma erano nelle loro disponibilità. Il sequestro ha riguardato 3 fabbricati, 5 terreni, un box, una casetta mobile e un'altra abitazione, oltre a denaro e gioielli. La coppia era una specializzata in truffe, ma anche in rapine violente. Nel 2023, pensate, avevano partecipato al furto di una borsa contenente pietre preziose per quasi 5 milioni di euro ad un rappresentante orafo lungo l'autostrada del Brennero. Il commerciante si era fermato per il foro di uno pneumatico che era stato fatto dalla banda e, approfittando di questa sosta, l'avevano derubato e picchiato. Per questo erano destinatari di una misura cautelare in carcere. Tra i vari reati nel loro curriculum criminale, che potremmo definire così, anche l'utilizzo di carte di credito e il furto di monete preziose e antiche e il furto di orologi Rolex, avvenuti tra Venezia, Padova, Piacenza, Ravenna e Trento. Appunto, vista la pericolosità della banda e il tenore di vita sproporzionato rispetto a quelle che erano le loro dichiarazioni dei redditi, il Tribunale ha disposto il sequestro dei beni e sono state disposte anche misure come fogli di via dalla provincia di Padova. Ecco, questo è quanto. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Francesco Rattai e a Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Adesso andiamo ad Udine per un gravissimo fatto di sangue. Un uomo ha tentato di difendere una ragazza molestata dal branco, è stato accoltellato alla schiena in gravi condizioni. Andiamo in diretta da Alessandro Surza. A te, Alessandro.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri amici che ci seguono. Eccoci qua in diretta da Udine, da Piazza San Giacomo. Come ha detto lei, è stato un fatto molto cruento, un coltellamento avvenuto nella serata di ieri. Andiamo adesso a raccontarvi quello che è accaduto, perché i risvolti sono veramente complessi, nel senso che sono preoccupanti. Ecco, utilizziamo questo termine. Ci troviamo in Piazza San Giacomo, una delle piazze, come si può vedere anche dai tendoni di Friuli Doc alle nostre spalle, principali della città, la piazza forse principale della città di Udine, che tra pochi giorni sarà interessata appunto dalla 31esima edizione della Kermesse di Friuli Doc, che richiamerà migliaia e migliaia di turisti in città. E proprio qui, nella piazza centrale, c'è stato un fatto incredibile. Erano le 20:30, le 21, le 21:15, è successo tutto in pochi minuti, intorno a quell'ora lì, quindi non in piena notte, ma in pieno orario di cena, nella piazza centrale, come dicevamo, della città. Un gruppo di cittadini stranieri, 5-6 ragazzi giovani, giovanissimi, hanno iniziato a importunare, molestare, accerchiare una ragazza, forse in preda all'alcol, forse questo è ancora tutto da verificare. Fatto sta che questa ragazza si è sentita in pericolo, ha iniziato ad agitarsi. Un ragazzo che aveva visto tutto da vicino si è intromesso e ha cercato di portare via la ragazza, e nel farlo, ovviamente poi non sappiamo in che modi, in che termini, se ci sono stati degli insulti, questo è chiaro, però nel tentativo di portare via questa ragazza ha scatenato l'ira dei suoi aggressori, che gli hanno piantato un coltello nella schiena. Una coltellata che l'ha fatto urlare, sono scappati gli aggressori, e ovviamente proprio a pochi metri da dove è accaduto il fatto, ci troviamo proprio qui dove è accaduto. Ovviamente adesso le chiazze di sangue sono state pulite, ma è accaduto proprio su questi gradini, dove oggi, in una splendida giornata di sole, tranquillamente sono sedute alcune signore a chiacchierare. Proprio in questo esatto punto c'è stato l'accoltellamento, e nella pizzeria di fronte, a una decina di metri, ci sono stati dei turisti che stavano cenando lì, che hanno visto la scena, sono intervenuti immediatamente, hanno visto quello che era successo, hanno chiamato i soccorsi. In 5 minuti l'ambulanza, fortunatamente è arrivata sul posto, ha preso in carico il ragazzo, l'ha portato all'ospedale di Udine ed è stato tenuto in prognosi riservata per la notte. Adesso le sue condizioni mi risultano essere in netto miglioramento, tant'è che già oggi dovrebbe essere dimesso il ragazzo che ha subito, come detto, la coltellata alla schiena ieri per semplicemente salvare una ragazza che veniva importunata da un gruppo di cittadini stranieri. Direttore, qua da Udine è tutto. Se ci dovessero essere ulteriori novità saremo pronti a ricollegarci. Grazie Alessandro Surza della nostra redazione di Udine. L'elemento veramente inquietante di questa vicenda è che ancora una volta si tratta di una banda, di una gang di giovani di seconda generazione, e che a rimanere vittima di questa banda è stato un ragazzo che ha tentato di difendere una giovane molestata. Quindi chi tenta sempre di intervenire, di far da pacere e di salvare qualcuno dalla violenza, poi ne subisce le conseguenze. Un fatto gravissimo di cui parleremo anche nei nostri telegiornali, sulle nostre reti anche in Friuli Venezia Giulia. E vediamo, restiamo in Friuli, a Pordenone, nel Pordenonese, a Bruniera, cittadini scossi e segnati dopo la rapina nel cuore del paese, rapina ai danni della famiglia Polesello, in particolare i minuti di panico vissuti da una ragazza 19enne che era all'interno dell'abitazione, che è stata minacciata con un coltello dai rapinatori. Dobbiamo stare attenti alle case, tenere tutto chiuso, e anche nei negozi. Io insomma la sera sinceramente ho paura. La rapina in via Taglio di martedì 2 settembre ha scosso l'intera comunità di Bruniera. Intorno alle 19, 5 uomini provenienti dall'est Europa si erano introdotti nella villa della famiglia Polesello. In casa in quel momento c'era soltanto la figlia, Sofia, 19enne. Il fratello era uscito pochi minuti prima. Quando aveva sentito suonare il campanello, la ragazza aveva creduto che fosse lui a rientrare. Così aveva aperto la porta senza controllare chi fosse. Si era trovata davanti 5 malviventi. Uno di loro le aveva puntato un coltello alla gola, costringendola a consegnare i preziosi custodini
custoditi in casa. Il bottino è stato ingente, circa 70.000 euro tra orologi di lusso, penne pregiate e contanti. I cittadini di Brugnera appaiono segnati da quanto accaduto, una rapina che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi e che colpisce per la sua crudeltà. In via Taglio nessuno vuole rilasciare dichiarazioni, tra chi è ancora scosso e chi preferisce non parlare. Solo nel centro del paese qualcuno si lascia avvicinare. Sempre stato tranquillo, non ha tanti problemi di queste cose, però succede. Il paese è tranquillo. Qualche malavitoso purtroppo succede sempre, ma qua non è facile esprimersi. Il paese è un buon paese, sinceramente si parla fra paesani di tanti avvenimenti che succedono, feste, roba. Però qualche caso succede anche queste robe qua. Il mondo va avanti così. L'Italia è questa, fiori. È un po' cambiata, sì, ma insomma si vive bene ancora, dai. Sono cambiate le cose, una volta uscivamo lasciavamo le case aperte, se avevi il giardino lasciavi la porta aperta, adesso invece ci dobbiamo barricare, chiudere, anche da me sono stati ladri, quindi so cosa si prova ed è una roba terrificante entrare in casa e trovare la casa svaligiata. Adesso restiamo in Friuli, ma apriamo la finestra della politica perché Matteo Salvini ieri era alla mostra del cinema di Venezia, ha incontrato a Palazzo Balbi Luca Zaia, hanno concordato su una candidatura della Lega alle prossime regionali, candidatura presidente dopo quella del presidente Zaia, e oggi Salvini è andato ad Udine in via Aquileia per l'inaugurazione della nuova sede regionale della Lega. Insieme a lui c'era anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. È stata l'occasione per sentire il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti su molti temi. Sentiamo. Ministro, allora, qua attendiamo notizie sul porto di Trieste. Portiamo sempre i frutti di un lavoro fondamentale dei nostri leghisti in regione, nei comuni. C'è il tema a Udine, del nodo di Udine, e quindi ho parlato con l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana per un commissariamento per accelerare, velocizzare. Abbiamo trovato anche decine di milioni di euro necessari per accelerare il progetto e quindi l'eliminazione di passaggi a livello e servizio alla città. Stiamo ragionando sulla messa in sicurezza e anche su un'ipotesi futura di raddoppio della Pontebana. Per quello che riguarda il porto di Trieste sceglieremo la persona migliore nei tempi più brevi. Intanto il dottor Liguori è un commissario che sta seguendo giorno per giorno la crescita e i lavori al porto di Trieste. Arrivo in una città dove c'è stato un accoltellamento nelle ultime ore per mano dei soliti indesiderati ospiti, e quindi mentre tedeschi e francesi parlano di invio di truppe all'estero, io penso che il governo italiano investirà in sicurezza interna, perché il nostro problema non sono i carri armati russi, ma sono i troppi sbandati e violenti dal coltello facile, anche in città come Udine. So che i sindaci di Trieste e di Gorizia mi porteranno il dossier dei costi dei minori stranieri non accompagnati che alle casse dei loro comuni pesano troppo, e col ministro Piantedosi mi vedo in settimana perché il governo centrale aiuti i territori, quindi diciamo che non mancano gli impegni per far crescere ancora di più una regione straordinaria e ben amministrata. Ha visto la polemica di Italia-Israele? Qua a Udine? Sulla partita? Italia-Israele che il comune sono d'accordo con l'allenatore, con Gattuso. Lo sport avvicina. Lo sport, le Olimpiadi, l'arte, la musica, il cinema, la danza, la cultura, l'arte, le Olimpiadi avvicinano. Quindi sarebbe un errore allontanare, dividere, aumentare il clima di odio, quindi che il calcio avvicini, che la partita ci sia e sia una bella partita serena in campo e sugli spalti. Se la Corte Costituzionale dovesse dare l'ok al terzo mandato in Trentino, tornerete alla carica anche qui? Una cosa per volta. La Lega protegge le autonomie e la libertà di scelta dei territori, questo sia a Udine che a Trento.
per quanto riguarda i rapporti con Fratelli d'Italia a livello nazionale e qua in regione, come sono? No, a livello nazionale ottimi, i miei personali con la Meloni ottimi, e poi sui territori cerchiamo di lavorare nella migliore delle maniere possibili, però non ho nessun tipo di preoccupazione. È possibile? Secondo lei che futuro avrà Federica dopo la regione? Noi della Lega siamo molto concreti, lui sta facendo il governatore del Friuli e lo fa bene, io sto facendo il ministro dei trasporti e delle infrastrutture al meglio, e quindi portiamo a termine i nostri lavori. Prepariamoci a rivincere le prossime elezioni politiche, le prossime elezioni regionali, però oggi siamo impegnati, ripeto, su Udine, su Trieste, su Pordenone, su Gorizia, al resto penseremo dopo. Mi perdoni se le chiedo anche del Veneto, esatto, è possibile, mi chiedono se è plausibile che il candidato venga scelto proprio quello delle Marche? Io spero che venga scelto il prima possibile, perché ho incontrato tanti imprenditori, tante associazioni, tanti cittadini, non vedono l'ora di scendere in campo e di vincere. Quindi l'obiettivo è vincere, convincere, avere un'idea di futuro per i prossimi 10 anni. Con Luca ho avuto un confronto utile e la vediamo nella stessa maniera su tutto, quindi sono molto contento. E c'è anche Fontana? C'è questo veto di alcuni partiti alla lista Zaia in Veneto? Non ci sono veti, ragioneremo, secondo me è un valore aggiunto, ci sono tanti sindaci che vorrebbero correre anche senza casacche di partito. Il mio obiettivo è che ai Veneti venga garantito il buon governo degli ultimi 15 anni, e come Lega abbiamo tante idee, tanti uomini da proporre. C'è Fontana, Presidente della Camera, tra i papabili? Ma Lorenzo sta facendo benissimo il Presidente della Camera, non so che intenzioni abbia, ma immagino che voglia continuare a fare il Presidente della Camera. Va bene. Grazie mille. Nella nostra intervista i nostri giornalisti di Udine hanno intervistato Matteo Salvini, avete sentito, ha citato Lorenzo Fontana, Presidente della Camera, ci sono tanti altri nomi papabili, c'è Mario Conte, Massimo Bitonci e Alberto Stefani, considerato il delfino di Matteo Salvini, che abbiamo intervistato ieri e che è stato anche protagonista di un episodio che ha portato all'arresto di un uomo che Stefani aveva visto maltrattare la moglie all'interno di un'auto. Sentiamo. Il candidato verrà indicato presto, nel frattempo è importante ascoltare il territorio, ascoltare i cittadini di questo territorio, perché è inutile avere un candidato e non avere un programma. Prima è importante avere un programma, sapere cosa si vuole fare, su quali temi intervenire. 10-15 giorni al massimo, poi quel nome si saprà. Ne è convinto il numero 1 della Lega in Veneto e vice segretario federale del Carroccio. 2 settimane al massimo per sciogliere il nodo atteso da tutto il centrodestra. Chissà. Se fosse un film di Quentin Tarantino ci troveremmo di fronte al più classico degli stalli alla messicana. 3 pistole puntate e il primo che spara rischia di provocare una reazione a catena difficilmente prevedibile. Una delle rivoltelle politiche ce l'ha in mano la Lega, che oscilla proprio tra Stefani e Bitonci, con un nome che resta coperto, quello del Presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana. Di nomi ce ne sono tanti, noi siamo al lavoro per costruire liste forti di persone di qualità e che facciano la differenza. Intanto il telefono non smette di squillare, sono i complimenti arrivati non solo dal suo partito per il gesto che lo ha reso protagonista in queste ore, quando, visto un uomo che picchiava una donna nell'auto che lo precedeva lungo la statale Adriatica a Battaglia Terme, Stefani ha inseguito l'auto e chiamato i carabinieri senza mai perdere di vista la vettura, consentendo ai militari di arrestare un 52enne. Uomo di cuore e coraggio l'ha definito Matteo Salvini, lui si schermisce, non mi sento un eroe. Ho fatto quello che ciascun uomo dovrebbe fare in una circostanza come questa. Certo, certe volte magari la situazione di pericolo potrebbe istintivamente condurti ad andare da un'altra parte, a non intervenire, magari anche il rischio di beccarti denunce, cose di questo tipo, però penso che il senso del dovere e il fatto di dover salvare e proteggere comunque una persona venga prima di tutti gli altri rischi, di tutti gli altri pericoli, quindi credo di aver fatto semplicemente il mio dovere. Ma il segretario veneto del Carroccio non ha molto tempo per i complimenti, c'è Fratelli d'Italia che scalpita e si dice ancora molto fiduciosa per Palazzo Balbi, insomma giochi tutt'altro che fatti. Stefani però ribadisce. È una società che cambia e quando la società cambia è importante utilizzare gli strumenti migliori per guardare al futuro del Veneto dei prossimi 20, 30, 50 anni. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Poi troveremo il candidato migliore, la squadra migliore e soprattutto offriremo le migliori soluzioni ai nostri veneti.
Servizio di Nicola Zanetti, tra parentesi, l'uomo che Alberto Stefani ha fatto arrestare, dando un esempio di proficua collaborazione con le forze dell'ordine, è già libero perché la moglie maltrattata e malmenata nell'auto non lo ha denunciato, tanto per dire come siamo messi. E ancora, tra l'altro, un codice rosso in provincia di Padova, un'altra violenza nei confronti di una donna, è successo a Selvazzano Dentro. L'allert del bracciale elettronico è suonato nella centrale operativa dei Carabinieri di Padova perché un 62enne residente a Rovolon si stava avvicinando ai luoghi frequentati dalla ex moglie. Tempestivo l'intervento dei militari dell'Arma a Selvazzano Dentro, che ha rintracciato l'uomo proprio nelle vicinanze dell'abitazione dell'ex moglie che aveva raggiunto nonostante il divieto. Il 62enne è stato fermato e processato per direttissima, dove è stato convalidato il suo arresto e applicata un'ulteriore misura restrittiva, l'obbligo di dimora nel comune di Rovolon. Lo scorso luglio i carabinieri avevano applicato lo strumento di controllo elettronico. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine. Nell'ottobre del 2024 era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e per la violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa ai danni dell'ex moglie. I primi giorni dello scorso mese di giugno, appena scarcerato, si era recato presso casa di lei, a cui addebitava la colpa della sua carcerazione e aveva rivolto reiterate minacce e offese, inveendo nel contesto anche nei confronti della sorella della ex presente in casa. Nei mesi, quindi, era diventato sempre più aggressivo e insistente, fino a che la donna non ha denunciato tutto nuovamente alle forze dell'ordine. Ormai sappiamo che la privacy è difficile difenderla perché siamo comunque sempre controllati diciamo, attraverso i telefonini, attraverso la rete, ma è veramente inquietante la vicenda di un portale web che è stato scoperto da una società di cyber security trevigiana, la Yarix, un portale web che vendeva filmati rubati da oltre 2000 videocamere private all'interno di abitazioni, all'interno di centri estetici, all'interno di ambulatori medici, con queste telecamere, delle webcam in cui gli hacker potevano e possono ancora infilarci e praticamente spiarci tranquillamente. Sentiamo Elena Dal Forno. Tutto alla luce del sole, sul web. Bastava iscriversi ad un gruppo Telegram, pagare dai 20 ai $600 a seconda del VIP da spiare ed ottenere su un portale basato alle isole Tonga la visione di almeno 2000 video rubati in tutto il mondo, dagli studi medici a quelli estetici fino alle case private. Tutto accessibile tramite le normali videocamere di sorveglianza comprate nei maggiori siti di shopping online. A scoprire il reato la società trevigiana di cybersicurezza Yarix di VAR Group, che ha già denunciato i fatti alla polizia postale, mentre faceva delle ricerche per conto di un privato sul caso dello showman Stefano De Martino, ripreso quest'estate in intimità con la sua fidanzata. Video rubato, ovviamente. Essenzialmente erano tutte quante immagini che potevano avere contenuti dall'intimo fino al pornografico. Erano anche classificate sulla base di provenienza geografica, tipologia di contenuto, stanze in cui si trovava la telecamera, per poter poi ricercare meglio questo tipo di contenuto. E questa è solo la punta dell'iceberg. Allora, solo con questo portale sul quale abbiamo fatto questa segnalazione c'erano più o meno 2000 telecamere che erano disponibili in vendita. Di queste circa 150 si trovavano in Italia e almeno 3 si trovavano in Veneto. Questo come ordine di grandezza, solamente per un singolo portale, e ce ne sono sicuramente altri. Un portale la cui registrazione era alle Tonga per rendere più difficile l'identificazione e più improbabile la chiusura o la punibilità. Questo portale non è stato ancora chiuso, infatti noi non abbiamo neanche mai dichiarato qual è l'indirizzo a cui raggiungerlo, perché c'è un'indagine di polizia in corso e queste indagini di polizia, come sappiamo, hanno il loro tempo, che non è immediato, quindi non è che si fa la segnalazione e vengono chiusi. Ma le cose peggiori devono ancora arrivare. La prima è che con una normale ricerca sul web si trova anche questo portale.
Assolutamente sì, tanto che anche la nostra identificazione è partita inizialmente da ricerche su motori di ricerca. La seconda è che acquistare delle videocamere per la propria casa non protegge da questo tipo di attacchi. Telecamere che acquistiamo a basso prezzo comunemente funzionano con un sistema cloud, quindi io quando installo l'app per controllare la telecamera in realtà non mi collego direttamente alla telecamera, mi collego a un sistema terzo sul quale la telecamera effettua il caricamento delle immagini in tempo reale che sta riprendendo. Il cloud quindi è facilmente violabile dagli esperti hacker, ma anche l'utente ha la sua parte di responsabilità. Quindi ad esempio durante la configurazione dell'app sul cellulare utilizzo di password banali, utilizzo di password default, non utilizzo di fattori di autenticazione aggiuntivi, tipo il secondo fattore di autenticazione è quello per cui ti arriva un SMS per confermare che sei tu effettivamente la persona che sta tentando il login. Quindi la consapevolezza degli utenti è una cosa su cui è essenziale puntare, insomma, per evitare questa tipologia di rischi. Sul caso sono già scesi in campo la politica e il Codacons, che annuncia azioni legali a tutela degli italiani coinvolti nella vicenda. Ne aveva parlato anche ieri sera a Focus, sentiamo cosa ha detto uno degli ospiti, Maurizio Conte del Veneto per l'autonomia. Siamo monitorati dappertutto, lungo le strade, dentro in casa, quindi una situazione che vede la privacy che è diventata una formalità, perché su ogni documento devi firmare la privacy, però alla fine di privacy ce n'è poco. D'altra parte il Grande Fratello, sulla data di nascita, ma il Grande Fratello vuol dire che se tu parli davanti il telefonino di un argomento, dopo poco ti arrivano messaggi su quell'argomento senza che tu abbia scritto niente. Quindi è da qua che capiamo che ormai di privacy veramente non c'è niente e siamo appunto sotto l'occhio di un Grande Fratello che poi può strumentalizzare e mettere soprattutto in difficoltà l'immagine di qualsiasi persona, che sia il politico o qualsiasi professionista o qualsiasi che qualcuno vuole in qualche maniera screditare. Allora, questa era la puntata di ieri sera a Focus. Quando si parla di sicurezza, di privacy, si dice siamo nel Far West, questo è un Far West, il Bronx, il Far West, c'era una volta il western, invece si sta parlando a Treviso in un evento molto importante con il grandissimo Renato Casaro e c'è anche l'attore Gianni Garco, ci racconta tutto Elena Dal Forno in diretta con Tommaso Migozzi per la parte tecnica. A te Elena. Sì, buongiorno direttore, buongiorno naturalmente a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Rete Veneta, qui con me Tommaso Migotta la parte tecnica, ma qui con me soprattutto due straordinari maestri e interpreti di quello che è stato il cinema western spaghetti, ma anche molto ma molto di più. Renato Casaro, che ha disegnato i manifesti per tutto il cinema mondiale, diciamo così, trevigiano puro sangue, e Gianni Garco, attore che ha interpretato una credo ventina di film degli spaghetti western. Vedete proprio il maestro Casaro vestito come c'era una volta il West, perché si inaugura oggi questa mostra a lui dedicata e in questa sala del Museo Salce di Treviso dedicata proprio a lei maestro, la sala Renato Casaro. Qui ci sono bozzetti tutti originali e anche una dedica speciale di chi? Ce lo racconta lei? Questa dedica me l'ha fatta Tarantino in occasione di C'era una volta in Hollywood, che lui ha diretto, e mi ha chiesto di fare la pubblicità, quindi pochissimi anni fa, quindi è stato per me un grande piacere, ma soprattutto una sorpresa essere interpellato da Tarantino, che è un collezionista di immagini e soprattutto di miei manifesti, che li tiene in casa, li tiene nel suo studio. Manifesti è un onore, insomma, Tarantino che non è l'ultimo arrivato certamente. Ecco, vorrei dire che sono gioie immense, sono riconoscimenti, ecco. E questo viene dovuto a questo grande lavoro e a questa grande passione che ho di realizzare ancora oggi. Stavo per chiedere, ancora oggi disegna? Ancora oggi, altro che serve tenermi in forma, guarda. Quanti manifesti ha disegnato, maestro? Siamo sui quasi 3.000. Sui quasi 3.000.
Bene, e diceva prima Gianni Garco, l'abilità grandissima di Casaro è stata quella di cogliere l'anima del film, dell'attore. Qua proprio alle mie spalle vedete Sartana, il personaggio di Garco, che è disegnato ovviamente dal maestro Casaro, nel quale Garco si riconosce perfettamente. Assolutamente, cioè Renato non coglieva soltanto la fisionomia semplice dell'attore e dell'interprete, ma dentro l'anima del personaggio. Infatti questo personaggio qui era un folle e si chiamava El General Sartana, non è il vero e proprio Sartana che era un gambler, un giocatore da saloon molto elegante, molto raffinato, molto ironico. Questo era veramente un uomo disperato, diventato folle per dolore. E io quando ho visto la prima volta questo manifesto ho detto: ma come ha fatto a cogliere ciò che io avevo dentro mentre facevo quel personaggio? Quindi il maestro Casaro è un mago, completamente un mago diciamo così, della pittura cinematografica. È importantissimo un manifesto perché è la prima parola di un film, la prima immagine che va verso il pubblico. Il pubblico cammina per una strada, va da qualche parte e il vero bravo pittore di cinema, di manifesti di cinema come è Renato Casaro, capta, raccoglie immediatamente l'occhio del passante che dice: oh, ma che cos'è? Cos'è quello? Quindi coglie subito, stimola la curiosità dell'osservatore anche indifferente che passa così per caso. Ed era un museo a cielo aperto, le strade erano tappezzate di nostri manifesti, esatto. E quindi la nostra diciamo, il nostro fine era quello di saltar fuori dalla normalità, capisci? Di avere il pezzo che fa colpo. Esatto. Ecco, questa era la mia teoria di colpire, ecco. Ci sei riuscito in pieno. Ecco, se non li fermo possono andare avanti tutto il giorno, ve lo dico subito. La mostra si apre oggi, andrà avanti fino al 9 novembre e lancia ovviamente la grande stagione delle mostre trevigiane con la mostra curata poi dal maestro Goldin, che sarà verso metà novembre. Io vi ringrazio, vi restituisco la linea, vi ricordo di venire a vedere questa mostra meravigliosa. Sì, il maestro Casaro mi chiede la parola. Ecco, sì, volevo specificare che questa sala sarà a temi. Questo è il tema western, il prossimo sarà fantasy, ancora ogni 2 o 3 mesi cambiamo genere, perché non rimane solo il western, ma avremo la possibilità di vedere i vari temi che ho sviluppato, quindi ci saranno cose, i vari Rambo, i vari... Da Rambo a Balla coi lupi, ma vedremo anche tutto il set di colori e di tele che il maestro usa per fare questi manifesti, che sono un vanto trevigiano ma un vanto del mondo. Ti restituisco la linea, direttore, grazie mille. Vuole ancora la parola? No, soltanto sono qui per ringraziare Renato Casaro, che dopo 50 anni, sono molti anni che non ci vedevamo, ma sono venuto qui proprio per rendere omaggio a lui e ringraziarlo di ciò che ha fatto per tutti noi attori di cinema, non solo per me in particolare. Grazie Renato. Beh, io sono onoratissima di essere stata vicino a questi 2 grandissimi personaggi del nostro cinema. Ti restituisco stavolta veramente la linea, Elena, direttore. grazie molte, davvero 2 protagonisti del cinema, ed era innamorato da sempre del cinema il leggendario Giorgio Armani, il re della moda, che è morto ieri a 91 anni nella sua Milano. Era nato a Piacenza, come è stato ricordato ieri. Aveva iniziato come vetrinista alla Rinascente, poi aveva costituito questo gruppo che oggi vale 3 miliardi, l'Armani Fashion vale 3 miliardi e purtroppo ieri è mancato improvvisamente. Aveva ricevuto nel 2023 il Leone d'Oro della città di Venezia dal sindaco Brugnaro. In quei giorni aveva allestito una sfilata d'alta moda all'Arsenale. Sentiamo le parole del sindaco. Sono circa 4.
Sentiamo le parole del sindaco con Giorgio Armani, il sindaco Brugnaro. È un onore consegnare un premio del Leone d'Oro al presidente Armani, al signor Armani. Giorgio Armani per noi, per me, è un'icona della bellezza, dell'equilibrio, e proprio a Venezia penso sia giusto riconoscergli questo. Una storia che onora il nostro paese, la nostra città oggi, ma il nostro paese in generale. Per cui, caro Giorgio, te lo diamo davvero col cuore. Grazie a Era proprio Giorgio Armani a Venezia con il sindaco Brugnaro, e torniamo alla mostra del cinema. Arrivano non solo dalla città metropolitana ma anche dalla regione 400 ragazzi e ragazze, uomini e donne che lavorano dietro le quinte del festival. Sono tanti e fanno un lavoro molto importante. Sognano anche a volte di diventare attori e salire un giorno sul red carpet. Sono circa 400 i ragazzi da tutto il Veneto che in questi giorni, assunti da Coop Culture, stanno lavorando alacremente dietro le quinte dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il successo della mostra è al grido e perciò merito anche loro. Così Benedetta Favaro di Coop Culture, presieduta da Adriano Rizzi, realtà che segue la Kermesse da circa 30 anni con sede a Mestre, ma operativa nel settore culturale, museale e bibliotecario nelle principali città italiane, tra cui anche Roma e Firenze. È ovviamente un momento molto stimolante per loro, la maggior parte sono giovani, appena diplomati, o ragazzi all'università, ma abbiamo anche persone insomma di tutte le età. Lo staff che coordina il servizio sono circa 5 persone presenti come ufficio Coop Culture e staff Coop Culture. Ci occupiamo dell'accoglienza al pubblico della mostra in tutte le sue forme. Esiste ancora la figura del portapellicole che non è stata soppiantata dalla tecnologia. Ci sono anche i portapellicole, lo fanno questa attività, tra l'altro è un servizio che gestiamo tra Biennale e il Comune di Venezia. Parlano i ragazzi tra sogni, fatica e incontri memorabili di questi giorni. Aveva appena vinto la Coppa Volpi come miglior attore Willem Dafoe e l'ho trovato in una saletta, aveva appena ritirato il premio e mi sono avvicinata, ho fatto una foto con lui, quindi questo è un bel ricordo. Ho sempre visto il Lido trasformarsi, diventare una grande metropoli, mi ha sempre emozionata a far parte di questo ambiente. Diciamo una passione parallela, perché io faccio una cosa più scientifica, però nella vita diciamo è bello anche fare entrambe le cose. Servizio di Lorenzo Maier, il nostro inviato alla Mostra del Cinema di Venezia. La RAI aveva Carlo Mazzarella, Lello Bersani, due grandissimi giornalisti che seguivano il cinema. Noi abbiamo Lorenzo Maier, non c'è protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia che non abbia intervistato. Allora, torniamo alla cronaca, un titolo dell'Arena di Verona, il quotidiano veronese: si rovescia autocisterna carica di carburante e perde gasolio, pompieri al lavoro per 9 ore, qui l'intervento dei Vigili del Fuoco nella località di Quaderni. E invece un altro incidente. Tanta paura per un ragazzino di 11 anni di Fabbrico in provincia di Reggio Emilia che si è rotto una gamba dopo essere caduto con la mountain bike mentre stava effettuando un percorso ad anello in altopiano. Durante il rientro con il padre verso Marcesina, il giovane ha perso il controllo della bicicletta in discesa a causa di una buca ed è finito a terra. Non essendoci copertura telefonica, il papà si è allontanato per trovare campo e lanciare l'allarme. Purtroppo, non conoscendo bene la zona, non era in grado di fornire esatte informazioni sulla loro posizione, tanto che una squadra del soccorso alpino è partita riuscendo a geolocalizzare la posizione tramite WhatsApp dopo numerosi tentativi. Padre e figlio si trovavano lungo una sterrata non segnata sulla cartina. Arrivati sul posto e constatata la situazione, i soccorritori hanno prestato le prime cure e verificato che l'ambulanza potesse avvicinarsi direttamente. Il ragazzino, che aveva riportato la frattura di una gamba e varie escoriazioni, è stato caricato a bordo e portato in ospedale. Nel frattempo la squadra ha riaccompagnato il padre all'automobile in sosta a Marcesina, trasportando anche le biciclette. E sono stati celebrati questa mattina alle 10:30 nella chiesa di Francenigo a Gaierina i funerali di Silvio Fossaluzza, folgorato da
un fulmine mentre era uscito di casa per andare a spostare la macchina. Vediamo. Papà era fantastico, insomma, quindi oltre che papà anche come miglior amico, insomma, ecco, quindi gli volevano bene tutti, perché comunque era una persona che faceva tanti lavori a tante persone, tutti lo conoscono. Instancabile lavoratore, nonno affettuoso, papà premuroso. La scomparsa improvvisa a 78 anni di Silvio Fossaluzza, originario di Francenigo, lascia la comunità di Gaiarine sotto shock. Un fulmine a decidere il suo destino. È caduto questo fulmine che in teoria ha preso in parte un po' l'albero e poi ha preso lui che era seduto sul muretto e poi è stato sbalzato dentro nel fiume. Aveva appena portato la sua auto al sicuro dal temporale che minacciosamente si stava avvicinando. Silvio era solito starsene seduto sul muretto di casa la sera a fumare una sigaretta e riposare guardando i campi circostanti e il canale che passa proprio davanti alla casa di via Vistort. Quello molto probabilmente è il momento fatale. Non vedendolo rincasare, la moglie Rinalda è uscita a cercarlo, trovandolo riverso nel canale. Ieri abbiamo avuto qui per casa dalle 7 di mattina alle 11 di sera, penso più di 100-120 persone, insomma, solo a casa. Tu sei una persona conosciuta e stimata? Sì, da tutti, sì, anche fuori paese comunque, quindi è una persona che ha sempre fatto tantissimi lavori per gli altri, anzi era uno che piuttosto lasciava indietro i suoi e faceva quelli degli altri perché aveva proprio questa passione qua, insomma. A dimostrazione dell'affetto e della generosità di Silvio, tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia, alla moglie, ai figli Marco, Lucia, Francesco e Gaia, ai 2 nipoti e ai fratelli Gabriele e Pietro. Servizio di Edi Kaliman e a Cornuda i funerali di Massimiliano Chiarellotto, 52 anni, noto a tutti come Maci, che ha perso la vita a bordo dello scooter tornando a casa in scooter. La chiesa era gremita per l'ultimo saluto. Per l'ultimo saluto a Massimiliano Chiarellotto si è radunata nella chiesa di Cornudo una folla commossa e silenziosa. Maci, come era conosciuto da tutti, ha perso la vita in moto tra Nogaré e Crocetta del Montello. A volte schivo, introverso, sapeva però come farsi voler bene e così l'ha voluto ricordare anche il parroco nella sua omelia. Però nel suo essere introverso comunque ha avuto tante persone che ti hanno molto bene e siete voi. Nella sua timidezza ha avuto tanti che si sono accorti di lui e della sua presenza. Quindi vi ringraziamo davvero della vostra vicinanza. Una vicinanza necessaria per la famiglia. È stata mamma Ines ad accorrere per prima sul luogo della tragedia. Più volte Maci si era trovato ad affrontare degli incidenti, tutti senza grosse conseguenze, e di questo spesso parlava con gli amici, gli stessi che numerosi si sono radunati per salutarlo quest'ultima volta. Oggi in regia Tony Esposito e Francesca Pezzo e diamo una buona notizia. Per una volta sarebbe stato trovato in Slovenia Gilberto Binotto, l'83enne scomparso l'altro ieri dalla propria abitazione a Cairano San Marco a bordo della sua auto. La conferma arriva dal nipote Emanuele che lo stava cercando senza sosta con tutti i familiari. Le ultime tracce lasciate dal cellulare lo davano in zona Levego alle porte di Belluno. La buona notizia è stata comunicata dai carabinieri. L'uomo che vedete in questa foto sarebbe in buone condizioni. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, torniamo subito, grazie. Il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, lancia l'allarme e chiede l'aiuto di prefetto e questore perché Bassano del Grappa non è più una città sicura. Sentiamo. Ci troviamo di fronte a un gruppetto di ragazzini minorenni, perché alla fine sono sempre i soliti, che continuano a girare la nostra città creando tutta una serie di disordini, sia legati a atti di vandalismo, ma anche a litigi tra vari gruppi che poi alcune volte sfociano anche in episodi come quello di ieri con un accoltellamento.
Bassano si scopre improvvisamente fragile ed esposta alla violenza dei più giovani dopo l'ennesima rissa in centro sfociata nell'accoltellamento di un ragazzo da parte di un minorenne. Il sindaco Nicola Finco ha immediatamente chiesto l'intervento di questore e prefetto e ora si aspetta di conoscere la data del tavolo fra enti e istituzioni per la gestione di questa emergenza. Finco però avverte: oggi il problema sicurezza a Bassano è legato ai minorenni, cioè non ci troviamo di fronte a situazioni particolari di spaccio, di regolamento di conti e trabande, ma di minorenni allo stato brado, senza famiglie alle spalle, che sono liberi continuamente di combinarne di tutti i colori nella nostra città e purtroppo sanno benissimo di essere minorenni e quindi di poter continuare a fare quello che vogliono e poi continuare a restare in libertà. Per il primo cittadino, prima ancora che un allarme sicurezza, la situazione è un vero e proprio allarme sociale legato a gruppi di minorenni allo sbando che terrorizzano interi quartieri. Oggi sono minorenni e girano con il coltello, non so fra qualche anno, quando saranno maggiorenni, con cosa gireranno all'interno delle nostre città. Quindi su questo, oltre al tema della sicurezza, penso che dobbiamo interrogarci anche sul problema del disagio sociale che sta sempre più colpendo soprattutto le nuove generazioni. Le indagini e le informazioni raccolte dalle forze dell'ordine portano a identificare un gruppo ben definito di giovani e giovanissimi dietro a tante delle risse, dei vandalismi, degli inseguimenti avvenuti negli ultimi mesi in città e non solo. Sono tutti figli di immigrati di seconda generazione, quindi sono anche cittadini residenti, ma sono praticamente allo stato brado, e a questa situazione va messo un freno, perché stiamo parlando comunque di 5-6 ragazzini che vivono in un quartiere della città e che, oltre a combinarne nella nostra comunità bassanese, si spostano anche nelle realtà contermini, quindi stanno diventando un problema non di Bassano ma di tutto il territorio. Sul piatto del tavolo con questura e prefettura l'amministrazione porrà più controlli notturni quando si muovono più liberamente queste bande di minorenni e poi un intervento delle autorità per capire se sia possibile l'inserimento in strutture o comunità, ma l'allarme al momento resta alto. Servizio di Ferdinando Garavello e i taser in dotazione agli agenti della polizia locale bassanese. La proposta è di Fratelli d'Italia, una proposta che sta facendo discutere. Abbiamo sentito i cittadini, sentiamo. Che cosa ne pensa di dotare la polizia locale del taser dopo gli episodi di aggressione che ci sono stati a Bassano? Certo che sì, tanto, perché abbiamo paura anche di andare fuori con il cane. Lei vive qui in centro? Sì, poco distante. Quindi la sera ha paura a muoversi? No, non vado fuori. Anche l'altra sera si sono prese a botte. No. Mia, vieni qua. Si sono prese a botte, io ho paura, ho il terrore. Anche vicino a casa mia, comunque, io abito verso San Vito, verso di là che c'è. Sono molto d'accordo. Visto diciamo, le personaggi che ci sono in giro ultimamente, concordo che ci sia anche una difesa personale anche per loro, visto anche come sono trattati ultimamente. Poi c'è proprio un problema, lei avverte l'insicurezza qui soprattutto nel centro? Sì, certo, perché noi non siamo più tranquilli di uscire, ma soprattutto anche le forze di polizia come i vigili sono anche loro limitati, perché qui oggi le persone non si fermano di fronte neanche a una divisa, per cui onestamente trovo che abbiano il diritto di lavorare anche loro con i mezzi adeguati per poter tutelare i cittadini che hanno diritto di stare tranquilli se vengono in centro. Però è preoccupata per tutte queste aggressioni che ci sono in centro a Bassano ultimamente? Senz'altro, questo senz'altro che sono preoccupata. Sembra che non sia la Bassano più di una volta. Sembra una Bassano cambiata. Molto, molto. Difatti non vado più fuori alla sera, io sono da sola ma non vado fuori alla sera, che prima andavo fuori tranquillamente e facevo il giro del Ponte Vecchio, il Ponte Nuovo. E adesso vado la mattina. Ha paura di muoversi la sera, signora? Non mi muovo alla sera, lo dico la verità, non mi muovo. Secondo me potrebbe essere una soluzione visto quello che sta accadendo negli ultimi tempi. Si riferisce, immagino, all'evento di discesa gamba che sicuramente ha sconvolto i cittadini. Ecco, quindi secondo lei è giusto che gli agenti della polizia locale abbiano quest'arma a disposizione? Secondo me assolutamente sì. Potrebbe essere molto intelligente, anche perché attualmente hanno le mani legate, quindi credo sia opportuno. Io penso che sono scelte difficili che vanno valutate e ponderate a fondo, perché non si sa mai, poi si parte con un'idea e poi si arriva ad un'altra. È opportuno meditare, valutare la cosa, però non andare troppo in fretta con soluzioni drastiche alle quali siamo abituati, che poi torniamo indietro e ci ritroviamo a dover
rimangiarci quello che abbiamo fatto. Contraria, sinceramente, no, sono sempre per la non violenza. Quindi non è uno strumento secondo lei di deterrenza che possa essere utile? Che poi qualcuno ne fa uso che non va bene, cioè, c'è sempre da andare cauti. Io non sono assolutamente d'accordo, perché comunque secondo me sono dei casi isolati, cioè poi si è visto anche la persona che ha accoltellato, che insomma è una persona con problemi eccetera eccetera. Sicuramente un po' più di controllo, però io non sono assolutamente d'accordo. Cioè, secondo lei è pericoloso il tema? Secondo me è pericoloso, perché ci sono stati casi di persone che magari non sapendolo avevano anche malattie, che so, cardiache o di questo tipo e ci hanno lasciato, insomma, ecco, proprio per questo motivo. Quindi assolutamente no, cioè no. Ora vediamo dalla prima pagina del giornale di Vicenza le rassicurazioni del sottosegretario agli interni, che ha detto entro l'anno nuovi rinforzi per la questura vicentina. Ma intanto a Vicenza aumenta il degrado dei parcheggi lasciati andare, insomma praticamente abbandonati. Tra questi c'è il Park Stadio, che diventa un caso emblematico, e per noi sul posto ci sono Daniele Garbin e per la parte tecnica Simone Squarcina. Parcheggio dello stadio è uno dei parcheggi che sarebbero dovuti essere gestiti dalla società GPS. Com'è Giulia Gennaro, Fratelli d'Italia? Buongiorno. Buongiorno. Ecco, siamo qui perché è una situazione che contraddistingue proprio tutti i parcheggi che per il momento sono lasciati a loro destino, diciamo così, vero Giulia? Perché comunque è un problema di degrado che segnalano i cittadini da tempo e qui siamo proprio per quello. Questo forse è uno dei peggiori, vero? Sì, allora, qualche giorno fa mi è stato segnalato da alcuni cittadini, voglio ben ricordare che usufruiscono di questo parcheggio per andare a lavorare in centro storico e praticamente sono assediati da zingari, ci sono immondizie sotto ogni alberello, sotto ogni sprazzo di ombra e la situazione è veramente imbarazzante. Io capisco che ci siano stati dei problemi con questa azienda che ha preso l'appalto, però in realtà comunque la gestione è sempre e comunque in mano al comune una volta che un'azienda non adempie ai suoi doveri. Quindi quello che i cittadini chiedono è che venga fatta una vera pulizia e che si prenda seriamente in considerazione il degrado che continua ad avanzare e come potete vedere magari anche dalle immagini che sono state girate, ci sono copertoni, taniche di agenti che contenevano agenti inquinanti, indumenti, escrementi umani, addirittura c'è una coppia di rom che dorme all'interno di un'auto e fanno uso di sostanze stupefacenti di notte all'interno del parcheggio e di alcol. Ecco, noi queste situazioni qui in questo caso le stiamo documentando grazie anche a lei, le abbiamo anche riscontrate in altri parcheggi, abbiamo anche avuto modo di scambiare un'opinione con il sindaco che ci dice che è in attesa insomma, del conferimento dell'incarico ad un altro soggetto. Il tema è proprio quello dell'affidamento nel frattempo di quello che è la gestione straordinaria o ordinaria nel caso venga fatta manutenzione di questi parcheggi. Ecco, su questo il sindaco dice che non è al momento insomma, di farsi carico di una ulteriore debiti alla fine, ecco, questo è accettabile? No, non è per niente accettabile e dirò di più, vista la malgestione della società precedente richiedo gentilmente che si prenda in considerazione di riaffidare i parcheggi alla società AIM AGSM, perché con la loro gestione si è visto che i parcheggi vengono riqualificati come è successo per il Park Verdi, quindi sicuramente rimettere la gestione in mano ad AIM AGSM sarebbe la soluzione migliore per tutti i cittadini e per la città stessa. Grazie da Vicenza. Andiamo a Montebelluna dove c'erano state le imprese dei bulli in bicicletta, soprattutto davanti ai negozianti del centro che erano stati anche insultati e alla fine alcuni di questi maranza hanno chiesto scusa. Sentiamo. Ci hanno detto ciao,
Poi si sono girati, sono tornati indietro e ci hanno chiesto se potevano chiederci scusa. Ci hanno dato la mano. È stato grande lo stupore di Angela Follador, titolare del Mare a Monte, che si è trovata di fronte a fine serata i bulli in bici che poco meno di un mese fa avevano insultato lei, il marito e alcuni clienti in un'estate segnata da scorribande, piccole e grandi tensioni, con vere e proprie gincane pericolosissime nel traffico. Un caso, quello dei giovani biker scapestrati di Montebelluna, diventato noto a livello nazionale. Ora quello che sembra un epilogo, un ravvedimento sincero, almeno da parte di 3 componenti di quel gruppo. Secondo me avevano un po' di paura, erano timorosi, perché alla fine sembrano tanto spavaldi, però alla fine parlando assieme sono ragazzi molto alla mano. Ci hanno detto che loro vogliono chiedere scusa a tutti, che vogliono andare dalle istituzioni, che li aiutino a trovare un posto. Abbiamo chiesto che vengano anche tutti gli altri un giorno, se vengono qui in tutto quel gruppo per me è una bella cosa, ma anche se ci troviamo con tutti i commercianti dove hanno fatto i casini che hanno combinato. Le nubi quindi sembrano diradarsi, anche se contestazioni e multe accumulate in più di un anno restano. Alessandro Vendramini è il referente del centro storico che più volte ha tentato un dialogo, talvolta molto complicato. Io sono felicissimo di questa cosa, perché come dice un detto, per educare un giovane ci vuole una comunità. Spero che questi ragazzi abbiano compreso ciò che hanno sbagliato. Presto forse per dire che il caso è chiuso, c'è anche chi non si accontenta solo delle scuse e resta in attesa di fatti concludenti. Intanto a Montebelluna i giovani impegnati nel progetto di comunità Go Deep Game lanciano un appello ai loro coetanei biker. Mi piacerebbe che approfittassero delle belle opportunità che ci sono nel nostro territorio invece che restare insomma senza nulla da fare, quindi magari intrattenersi in passatempi poco piacevoli per il resto della comunità. Venite a costruire qualcosa con noi invece che distruggere. Servizio di Cristian Arboit che ha sentito su questi fatti anche il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Sicuramente un gesto apprezzabile, non scontato, ciò non toglie ovviamente che nonostante questo gesto alcuni comportamenti che sono contro il codice della strada rimangono pericolosi. Come ho già detto nei giorni scorsi alla stampa, è nostra intenzione incontrare i genitori anche per sensibilizzarli, per spiegare quali sono poi i rischi che corrono questi ragazzi che hanno un talento incredibile da un punto di vista acrobatico, assolutamente sì. Vorremmo fare in modo che venisse valorizzato in altro modo e non in modo ovviamente pericoloso per se stessi ma anche per gli altri. Ecco, questi ragazzini sono tornati a chiedere anche ieri, a dire noi avremo bisogno di un prato, di uno spazio tutto per noi. È anche giusto trovare uno spazio, ma prima vogliamo vedere la buona volontà, vogliamo vedere che questi ragazzi vadano in giro in bicicletta in modo sicuro, perché ciò a cui teniamo di più è l'incolumità dei ragazzi stessi e dei terzi. Quindi faccio un ulteriore appello ai genitori che incontrerò prossimamente per fare in modo di far capire quanto sia importante la vita umana. Noi abbiamo sanzionato una trentina, identificato e sanzionato una trentina di ragazzi, come ho già detto cominciamo a mettere nel territorio, a posizionare nel territorio alcune pattuglie anche in borghese proprio per contrastare questo fenomeno. Tutte le altre cose che leggo su Facebook, queste giustizie un po' fai da te, non trovano assolutamente riscontro, per fortuna. Allora, eravamo partiti con la notizia di Udine, vedete il Gazzettino, un uomo, un ragazzo che ha difeso una giovane molestata dal branco ed è stato accoltellato alla schiena, portato in ospedale in codice rosso. Salvini ha detto anche a noi in diretta: usiamo i militari per proteggere le famiglie invece di andare a prendere armamenti per la guerra tra Mosca e l'Ucraina. C'è stato proprio a Udine, visto che eravamo collegati prima in diretta, anche una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Vediamo che notizie abbiamo avuto.
Nella riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha affrontato anche il tema del degrado generale di alcune zone della città, in cui tra immobili abbandonati alla mercé di senza fissa dimora, che li occupano per bivacare, spacciare o consumare droga, ed episodi di risse, aggressioni o furti, i cittadini avvertono un calo della sicurezza generale. Abbiamo concordato di avviare, soprattutto nella zona di Borgo Stazione, delle attività ad alto impatto che sono già state avviate dal questore, con controllo appunto delle persone, quindi anche controlli degli esercizi commerciali. C'è sempre Borgo Stazione al centro dei dibattiti, ma in realtà il problema riguarda anche altre zone, dalle quali arrivano le richieste dei residenti di maggior presenza delle forze dell'ordine a scopo di deterrenza e non solo per interventi su fatti avvenuti o emergenze in corso. Le operazioni ad alto impatto, che ovviamente vengono tarate soprattutto sulla zona di Borgo Stazione, verranno anche svolte in tutte altre zone dove ci arrivano le segnalazioni di difficoltà da parte della gente. Sicuramente il controllo del territorio è presente, non abbandoneremo mai nessuna parte del territorio della città di Udine. E torniamo a Vicenza, perché sabato pomeriggio in Contrada Garibaldi sarà costruito un grande galeone collettivo, un simbolo per manifestare vicinanza e sostegno da parte dell'amministrazione alla missione umanitaria della Global Flottiglia, barche che si stanno dirigendo verso Gaza per distribuire viveri ai palestinesi. Il Comune di Vicenza annuncia il proprio sostegno alla missione della Global Sumud Flottiglia, la flotta salpata da Barcellona a Genova, a cui nei prossimi giorni si uniranno altre imbarcazioni da Sicilia, Tunisia e Grecia per portare tonnellate di cibo, medicinali a sostegno del popolo palestinese. Iniziativa umanitaria organizzata per cercare di superare il blocco navale imposto da Israele attorno alla striscia di Gaza e aprire un corridoio umanitario per portare aiuti ai civili palestinesi. Vicenza fa sentire così la sua voce attraverso una manifestazione in Contrada Garibaldi sabato 6 settembre a partire dalle 15, in cui sarà costruito un grande galeone collettivo come adesione simbolica alla spedizione. Noi la sosteniamo pubblicamente con una manifestazione sabato dove cercheremo di creare le barchette, un grande galeone e le barche per sostenere questa grande spedizione umanitaria pericolosa che porta tonnellate di aiuti umanitari rompendo l'embargo a Gaza. Siamo coscienti che a Gaza non sta solo morendo il popolo palestinese, sta morendo anche il senso di umanità, sta morendo il diritto internazionale e anche la fiducia nei governi internazionali e nell'Europa e nella politica, e quindi come persone che fanno anche politica vogliamo esserci e fare il possibile per interrompere o addirittura invertire questa tendenza. E tra l'altro vedevo adesso qui sui giornali battello sul Tevere in solidarietà della Global Sumud Flottiglia, vedete le immagini, una missione che rappresenta l'insofferenza che tutto il popolo ha per Gaza, e questa quindi è una manifestazione sul Tevere di cui ha parlato il Fatto Quotidiano. E i carabinieri invece al Lido di Venezia hanno fermato poco prima dell'approdo all'Excelsior la Lancia con Laika e Anna Foglietta, che presentavano la nuova opera della street artist We Are Coming a sostegno della flottiglia. Sulla Lancia uno dei ragazzi a bordo mostrava anche una bandiera palestinese. Le forze dell'ordine hanno fatto scendere tutti dalla barca e sequestrato sia l'opera d'arte che la bandiera. O si sta dalla parte degli oppressi o si è complici, anche il silenzio è complicità, dice Laika, che a Barcellona ha dipinto sulle navi della flottiglia in partenza per Gaza la sua nuova opera. Andiamo in pubblicità di nuovo con i nostri registi Tony Esposito e Francesca Pezzo. State con noi. Una campagna d'odio via social, ma anche attraverso giornali e televisioni, contro Vittoria Maculanna, eletta Miss Trieste 2023.
2025, che dice, dopo l'elezione, rifarei quell'esperienza e continuerò a sfilare. Miss Trieste 2025 vince la numero 4, Vittoria Macula. Io ho vissuto in tanti paesi diversi, in 3 continenti, e non ho mai subito episodi di razzismo così gravi, ma proprio quasi mai. Soltanto mio fratello, che non so perché è più piccolo di me ed è un maschio, forse il razzismo è più agguerrito nei suoi confronti. Vittoria Maculan ha dovuto crescere in fretta. Sabato sera il titolo di Miss Trieste 2025 e subito dopo sui social la tempesta di commenti che l'ha investita, dalla quale sotto certi aspetti non si è ancora del tutto ripresa. E il giorno dopo sono stata travolta da questa onda di insulti razzisti, ma anche ignoranti, e sinceramente mi aspettavo che ci potessero essere delle critiche, perché è normale, non tutti possono essere d'accordo con la decisione dei giudici, però non pensavo così tante, proprio centinaia di adulti contro di me che ho soltanto 15 anni. Per Vittoria, madre veneta e padre senegalese, comunque la vita continua nonostante il dispiacere arrecatole dai soliti leoni da tastiera, tanto che per lei si stanno aprendo le porte di altri concorsi di bellezza, si parla di Miss Mondo. Sfilare per Vittoria è anche un mezzo per portare avanti un messaggio positivo, basico sotto certi versi, ma la vicenda stessa che la vede protagonista a suo malgrado rende necessario, verrebbe da dire purtroppo, sottolinearlo una volta di più. Per me è molto importante sfilare perché io voglio portare una storia, una voce ed un messaggio, e volevo appunto dimostrare che la bellezza è diversificata e che la vera forza di una persona sta nella sua autenticità. In ultima analisi, malgrado tutto, Vittoria ribadisce, indipendentemente dal risultato, partecipare a Miss Trieste è stata una decisione giusta. Io lo rifarei perché è stata comunque una bella esperienza, devo soltanto imparare ad ignorare questi commenti. Usa i social Michele Giraldo, sindaco di Brugine, per annunciare la sua malattia. Ho un linfoma, dice, un tumore maligno del sangue. Si può guarire con la chemioterapia che inizio durerà 6 mesi e poi si vedrà. Questo si legge nella sua pagina. Il 42enne primo cittadino ha annunciato che non smetterà di lottare. Sono un samurai e andrò avanti sempre combattendo, non si molla, conclude il suo post. In migliaia hanno voluto dimostrargli vicinanza e affetto, e molti amministratori locali, ma soprattutto molti cittadini che sulla sua bacheca stanno lasciando incoraggiamenti e auguri di pronta guarigione. E dopo i lupi, gli sciacalli, nuovo campanello d'allarme per le malghe, allevamenti e per il turismo. Siamo nel Bassanese, con la fine dell'estate la situazione potrebbe anche peggiorare. Siamo a Romano d'Ezzelino. Dopo il susseguirsi di avvistamenti di lupi a Romano d'Ezzelino e soprattutto con i 4 episodi a Marostica, cresce la preoccupazione e ora sono apparsi anche, e non si sa come siano arrivati qui, gli sciacalli dorati. A Romano sono dai 6 agli 8, uno di loro è stato investito e ucciso da un'auto. E questi qua continuano tutta la notte a rincorrere ungulati, caprioli e cervi e cosa succede? Succedono un sacco di incidenti. Praticamente negli ultimi 40 giorni solo nel comune di Romano ho raccolto una quindicina di caprioli investiti da auto e una cerva. Nei giorni scorsi è stato ucciso anche un raro capriolo bianco. La sera prima l'avevo fotografato assieme al suo fratellino, erano 2 piccoli, il fratellino era normale e lui era albino completamente. E è stato predato il sabato mattina dal sciacallo. Lupi e sciacalli hanno tecniche di caccia diverse, ma entrambi sono pericolosi per greggi, malghe e persino semplici giardini con animali domestici. I lupi in questo periodo hanno ucciso solo qui da noi, che ho raccolto io, 3 cervi giovani, hanno sbranati proprio, e 2 o 3 mufloni, e qualche capriolo e anche qualche camoscio.
Il sciacallo invece non si sa perché prendono i piccoli, ma continuano a correre tutta la notte, è un problema che è grande. In caso di incidenti poi spesso le assicurazioni non risarciscono i danni alle auto, le soluzioni sono difficili, inutili, afferma Pierino, anche i pallini di gomma consentiti dalla provincia di Vicenza per spaventare i lupi, e con l'inverno gli animali scenderanno più a valle in cerca di cibo, trovando i lupi ad attenderli, c'è il rischio di assistere a vere e proprie stragi. Nel 2000 la provincia e la regione ci hanno dato soldi per introdurre i camosci. Abbiamo un discreto numero di camosci e dopo neanche 15 anni liberano i lupi perché li mangiano. È un controsenso. Senza contare il pericolo di ripercussioni al turismo nel comprensorio del Grappa. Passeggiare, magari con il proprio cane, e correre il rischio che venga sbranato potrebbe spingere i turisti a cambiare destinazione. Servizio di Federico Fusetti. Adesso vediamo i vigili del fuoco che hanno liberato una piccola civetta bloccata nel camino di una abitazione. Era finita chissà come in una canna fumaria di un'abitazione in via dell'Ippodromo. A Padova una piccola civetta. I residenti hanno provato di tutto per soccorrerla, anche a tirarla fuori con bocconi di cibo, ma non c'è stato verso di farla uscire. Anzi, l'animale mangiava il cibo, ma non lasciava quello che era diventato il suo nuovo rifugio. È stato infatti necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla. Una volta recuperata, la civetta è stata lasciata in libertà nelle vicinanze. Domenica sarà una giornata molto importante per le penne nere impegnate nell'ormai storico pellegrinaggio sul Monte Tomba. L'intero evento sarà trasmesso in diretta sulla nostra Antenna 3 a partire dalle 9:30 del mattino. I luoghi che segnano la storia, quella degli alpini e quella con la S maiuscola, sono ben noti. C'è la cima dell'Ortigara, con la sua colonna mozza e il monito per non dimenticare, che hanno visto la prima adunata delle penne nere dopo il carnaio della Guerra Granda. E poi c'è il Monte Tomba, che di là della Brenta segna uno dei punti in cui la violenza del primo conflitto si è accanita, con più rabbia. Qui hanno combattuto gli italiani, gli austriaci, i francesi, i tedeschi, gli inglesi, gli ungheresi e pure gli americani in un fulcro di sangue che domenica vedrà le delegazioni di molti di questi paesi issare le proprie bandiere in tempo di pace. 66esimo pellegrinaggio alpino al Monte Tomba per il Massiccio del Grappa, che rappresenta l'Associazione Nazionale Alpini appunto per il Massiccio del Grappa. La 66esima volta che gli alpini si ritrovano su questa montagna che è stato teatro di guerra dopo la rotta di Caporetto dal novembre del 17 all'ottobre del 18. Il programma prevede l'ammassamento al cipo degli alpini e la sfilata a partire dalle 9, con la deposizione della corona e gli onori ai caduti con l'alzabandiera e i discorsi ufficiali alle 10:45, seguiti dalla Santa Messa. La cerimonia sarà accompagnata dal coro Valcavasia di Cavaso del Tomba e dalla banda municipale di Pederobba. Un appuntamento che è di grande importanza per gli alpini della Montegrappa. Significa qualcosa di particolare perché diciamo che questa cerimonia è cominciata con l'inaugurazione della chiesetta alpina a Monte Tomba nel settembre del 1960, però poi dal 1980, ed è qui la chiave di lettura nuova, moderna, diciamo, si ritrovano le delegazioni che lì avevano combattuto, che in quell'anno di guerra erano nemici contrapposti, e si ritrovano dal 1980 in fraternità e in amicizia, come è giusto che sia. I luoghi sono quelli della guerra quasi dimenticata, ma gli alpini restano portatori di pace. Gli alpini sono ambasciatori di pace per eccellenza, anche se sono un'associazione d'arma, però da quando esiste l'Associazione Nazionale Alpini si è sempre spesa per il bene, per la pace, per chi ha bisogno e sperando che ne ci sia meno bisogno, ma ce n'è tanto ancora. E soprattutto il messaggio che verrà lanciato dal Tomba è quello: le guerre non servono a niente, creano solo morti, sangue e dolore. La cerimonia sarà in diretta su Antenna 3 a partire dalle 9:30 per portare ancora nelle case degli alpini, dei loro amici, le voci, i volti, la storia di questi luoghi, che è la storia di tutti noi. Servizio di Ferdinando Garavello, gli ospiti di questa sera Focus: Matteo Baldan, Franco Roccon, Nicolò Sterle, Francesco Vianello, Francesca Zaccariotto e Marco Zecchinelle. È tutto per oggi, grazie, arrivederci, buona giornata.